Era in grado di muovere fiumi di droga, cocaina, eroina, hashish e marijuana, la banda di narcotrafficanti individuata dalla Guardia di Finanza di Padova, coordinata dalla Procura distrettuale di Venezia. Un'indagine complessa e vecchia maniera, con migliaia di chilometri di pedinamenti, che ha portato in queste ore i 100 militari coinvolti all'esecuzione di 19 arresti, 14 in carcere, 5 domiciliari e a 65 denunce, eseguite tra Veneto, Germania e Albania. La realizzazione operava principalmente in Veneto e le province più interessate sono Treviso e Venezia, con due depositi che abbiamo individuato ad Eraclea e a Musile di Piave. La cocaina, ovviamente di provenienza dal Sud America, entrava in Europa dall'Olanda attraverso la Germania, mentre l'eroina, l'hashish e la marijuana, che sono le altre sostanze che sono state sottoposte a sequestro durante l'indagine, provenivano principalmente dall'Albania. Un'indagine partita nel gennaio 2020 con l'arresto a Padova di 2 albanesi, un uomo e una donna, che viaggiavano con 2 chili di eroina nascosti nel doppio fondo di un'auto. Proprio nei doppi fondi, la chiave dell'indagine, qui venivano celate, oltre alla droga, telefoni cellulari albanesi dotati di Matrix, uno speciale sistema di messaggistica istantanea criptato. In Matrix i trafficanti avevano creato una stanza a cui si accedeva tramite un codice su invito, dove venivano gestiti i movimenti della droga e l'invio dei soldi. Al vertice della banda, un cittadino albanese residente a Ponte di Piave è arrestato in Albania con la moglie e il figlio. In poco più di 2 anni la Guardia di Finanza di Padova, che si è avvalsa anche della collaborazione dello Scico, ha sequestrato più di 4 quintali di droga, cocaina, eroina, hashish e marijuana per un valore di 32 milioni di euro. Una droga pericolosissima, perché spesso al cliente finale arrivava molto tagliata. Ovviamente più viene tagliata e più ovviamente è potenzialmente pericolosa, quindi naturalmente per cercare di trarre maggiori profitti questa droga veniva tagliata 3-4 volte, queste sono le evidenze insomma, che emergono dalle indagini. Durante le indagini sono stati arrestati 17 corrieri, sequestrati 7 immobili, auto di pregio e alcune società, tra cui un'azienda svizzera riconducibile alla moglie del boss, specializzata nella produzione e coltivazione di canapa.